L'esito del tampone rinofaringeo è arrivato. La 76enne di Favara, ricoverata al reparto di cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è risultata positiva al test del coronavirus. La paziente per problemi cardiaci era stata ricoverata nella giornata di lunedì scorso. Ieri, sospettando la sintomatologia specifica, i medici hanno fatto sottoporre la donna al tampone. Il protocollo sanitario per l'indagine epidemiologica viene messo rigorosamente in atto anche al solo dubbio dei sanitari. Abbiamo comunicato con il direttore dell'ASP sul caso positivo della signora di Favara. In molti chiedete nomi e cognomi. In questo momento non siamo nelle possibilità di dire il nome della signora. Ricordo a tutti che c'è una privacy che comunque deve essere rispettata e c'è un protocollo da seguire. In questo momento la cosa più importante è capire chi è il paziente zero, ovvero la persona che ne ha determinato il contagio. A quanto pare la signora ha avuto contatti con parenti che sono venuti da fuori, dalla Lombardia, ma ancora non abbiamo notizie certe. Aspettiamo la relazione da parte dell'ASP che ci perverrà entro domani mattina. Il nostro appello e questo video è per tranquillizzare la comunità e soprattutto per comunicare con la famiglia della persona interessata di mettersi subito in quarantena, quindi non uscire. Da questo momento in poi parte un protocollo di tipo diverso anche con tutte le persone con cui la signora ha avuto dei contatti. Domani mattina, nel momento in cui i dati ci verranno comunicati, ve lo comunicheremo. È solo una questione di tempo. In questo momento cerchiamo di essere cauti, soprattutto con nomi, cognomi, con foto e immagini che già circolano su Facebook. Non è una caccia alle streghe. Bisogna in questo momento avere anche la lungimiranza di essere lucidi e usare il buon senso. Da questo momento parte una nuova regola dove rimanere a casa è un obbligo, non è più una facoltà. Cari concittadini, veramente è una situazione emergenziale dove ora più di prima il nostro senso di comunità deve essere tale da poterci permettere di tutelare tutti. È risultato invece negativo al tampone rinofaringeo il 72enne di Aragona che, dall'ospedale di Agrigento, era stato trasferito al nosocomio di Caltanissetta. Il sindaco Giuseppe Pendolino, che per primo ha comunicato la negatività al test dell'uomo, ha voluto rassicurare i suoi concittadini, anche con un videomessaggio. Ci siamo tolti un'ansia e una paura che non era indifferente. Il sindaco poi si rivolge ai suoi concittadini che prima dell'arrivo degli esiti del test hanno espresso commenti particolarmente pesanti nei confronti dell'uomo e della sua famiglia. Evitate di emettere sentenze prima della conclusione del processo, ribadisce il primo cittadino che ne approfitta anche per ribadire l'appello a rispettare le regole e a non uscire da casa per prevenire il rischio contagio. Il paziente sospettato di coronavirus Covid-19 è risultato negativo. Finalmente ci siamo tolti un'ansia e una paura che non era indifferente. Sono contento per la cittadina, sono contento principalmente per i familiari. Prego a qualche cittadino che si permette di dare sentenze prima ancora di avere fatto la causa di evitare, perché il linciaggio mediatico che hanno ricevuto i familiari è stata una cosa pesante e questo mi dispiace tanto, quindi cerchiamo di evitarlo. E vi prego di non abbassare la guardia, perché il nemico è ancora in campo, il nemico ancora è forte. Questo virus lo possiamo sconfiggere, lo dobbiamo sconfiggere, perché ce la possiamo fare stando a casa. Signori, stiamo a casa, evitiamo di uscire, evitiamo di andare a fare la spesa ogni giorno, evitiamo di andare a fare la spesa, perché abbiamo avuto la fortuna che quasi tutti i commercianti di Aragona hanno aderito a portare la spesa a domicilio. Quindi vi prego, un appello accorato che avevo per il sindaco: state a casa oggi per poterci abbracciare domani, per poter stare assieme domani tranquilli, perché abbiamo vinto una battaglia e abbiamo vinto una battaglia di civiltà.